L'Akragas vince la partita più importante della sua travagliata stagione e lo fa non offrendo certo una buona prestazione. Ma la posta in palio era talmente alta che all'Esseneto, alla presenza di circa 400 spettatori, forse un record in questo campionato, il bel gioco ha lasciato il posto alla concretezza e al conseguimento dell'unico risultato che desse una certa speranza di vedere ancora la squadra biancazzurra calcare i campi da gioco. Di fronte il Sant'Agata, una squadra di certo più organizzata, meglio messa in campo e che probabilmente avrebbe meritato di più. Gara brutta, dicevamo, dove i colori dominanti sono stati il giallo e il rosso, cioè quelli dei cartellini dell'arbitro napoletano Guarino, al di sotto della sufficienza la sua direzione, anche se ben assistito dai palermitani Bellini e Cascio. Alla fine annotiamo 6 ammoniti e addirittura 6 espulsi, e questo la dice lunga su come è stata la partita. Inizia bene il Sant'Agata, più intraprendente, con il cannoniere Marandano che, ben servito da Naro, vede il suo tiro salvato sulla linea di porta dalla difesa di casa. Ancora il Sant'Agata in avanti, stavolta su calcio di punizione di Patti, ma Traina respinge di pugno allontanando la minaccia. L'Akragas cerca di arginare come può gli attacchi dei messinesi, con Iannello a registrare la difesa e fare da chioccia ai ragazzini akragantini. Ma sono sempre gli ospiti che si rendono pericolosi con un'azione di Milia che dalla destra lascia partire un perfetto cross per la testa di Naro che manda clamorosamente fuori la palla del possibile vantaggio. Sul finire del primo tempo ancora il Sant'Agata legittima la propria supremazia con un tiro che termina all'esterno della rete. Nel secondo tempo aumenta la tensione e cominciano a fioccare i cartellini. Dopo qualche giallo distribuito qua e là, il colore inizia a cambiare. A farne le spese è il giocatore più temuto del Sant'Agata, Marandano, cacciato via forse un po' frettolosamente per un normale fallo di gioco forse inesistente, doppio giallo e via sotto la doccia. I messinesi cominciano a capire che non sarà facile passare ad Agrigento con l'uomo in meno. La gara continua ad essere nervosa e molto fallosa, di azioni degne di nota neanche a parlarne. L'arbitro, certo non aiutato dai giocatori in campo, rischia di perdere il controllo della partita, ma non la perdona a nessuno. Qualche parola di troppo di Milia riduce il Sant'Agata in 9 per il secondo cartellino rosso della gara. In 11 contro 9 ci si aspetta che l'Akragas possa chiudere i conti e in verità ci prova con Iannello che spreca su assist di Vinciguerra. Il Sant'Agata tenta di sorprendere Traina addirittura da centrocampo, ma il portiere dell'Akragas si rifugia in angolo. La squadra di Ciccio Nobile prova a svegliarsi ad una manciata di minuti dalla fine dei tempi regolamentari. L'occasionissima capita sui piedi di Conigui che spreca malamente mandando alto da ottima posizione. I padroni di casa al 90° avevano anche segnato, ma l'ottimo assistente Bellini segnala la posizione irregolare iniziale di Lamattina. Si va ai supplementari ed è negli ultimi 15 minuti che succede tutto. L'Akragas passa in vantaggio al 111°. Calcio di punizione dalla destra di Vinciguerra, il pallone forse viene toccato da qualcuno o forse no, ma sta il fatto che si infila alle spalle di Monastra per l'esplosione di gioia di tutti. La gara diventa ancora più nervosa. A farne le spese sono gli inesperti ragazzi dell'Akragas che cadono forse in qualche provocazione. Cominciano a fioccare i cartellini rossi. Inizia a farne le spese Franco dell'Akragas. E poi in campo succede di tutto. L'arbitro e gli assistenti hanno il loro ben da fare per riportare la calma e lo fanno cacciando dal campo altri 3 giocatori. Guadagna anzitempo gli spogliatoi Spina dell'Akragas, seguito poi da Prattella del Sant'Agata, e chiude la sagra del cartellino rosso Sorce dell'Akragas. Gli ultimi 4 minuti di gioco hanno ancora dell'incredibile. Le squadre, che nel frattempo sono rimaste in 8 uomini per parte, danno il tutto per tutto. Il Sant'Agata riesce quasi a pareggiare con una punizione di Aiello, ma Traina salva partita e stagione, mentre l'Akragas sigla il definitivo 2-0 con Lamattina che dai 30 metri sorprende Monastra.
Finisce la gara e la strana stagione per un Akragas che ha comunque salvato la categoria. In qualsiasi modo siano andate le cose, c'è da riconoscere ai vari Martello, Capraro e Nobile di non aver abbandonato la barca e portato a termine, con le residue risorse rimaste, un campionato che magari qualcuno si aspettava finisse diversamente. Un plauso infine va anche ai ragazzi che sono andati in campo privi della necessaria esperienza e che comunque hanno dato il massimo per la propria squadra e per la propria città. Per tutto il resto, nella terra di Pirandello, la verità non può essere che una, nessuna, 100.000. Almeno così è, se vi pare.